suonò in tutta l'Occitania. D'improvviso, dai colli scesero centinaia di suonatori di cornamuse. Steso a terra, il Sarvanot esclamò: mentre una rabbiosa melodia divorava il tetro silenzio, Esteve impaurito si guardava attorno con l'impressione che di lì a poco sarebbe successo qualcosa di terribile. L'aria gelida ben presto si trasformò in un vortice furioso di neve, una lingua di fuoco squartò l'oscurità, la terra tremò e la fortezza crollò, donando nuova libertà alla cultura occitana. La nebbia era incredibilmente svanita. Il bimbo si stropinò gli occhi pieni di stupore. Sarvanò riprese a sorridere. Hai espresso il desiderio e ora siamo liberi. Esteve era convinto di non aver fatto nulla, di aver solamente pianto, non sapendo che erano proprio quelle lacrime ad aver creato la magia. Entusiasta respirava a pieni polmoni l'aria profumata di libere voci e sentì un piacevole venticello caldo solleticargli i piedi. Poi un'enorme ombra lo sovrastò, alzò lo sguardo e vide accanto a sé un bellissimo cavallo bianco. Sono Marenzo, il cavallo dei venti del sud. Ho volato fin qui dalla Camargue e ora ti invito a salire in groppa per continuare il viaggio. Vengo anch'io! Esclamò un rinato Sarvanot. Marenzo, volando, recitava una poesia.